siccome sulla materia delle domeniche / giornate festive ci siamo già confrontati anche qui nella 4/2016, io in tutti questi mesi, anche recentemente ovviamente, non sono intervenuto su quelli che sono stati gli atti di impugnazione da parte né del governo né della grande distribuzione, perché ovviamente erano atti che tutti quanti noi ci aspettavamo, poi chi più chi meno. Io ricordo solo una cosa, perché poi è giusto che le cose ce le diciamo e ce le diciamo tutte, tanto per non prenderci in giro né tra di noi e né prendere in giro chi aveva anche delle aspettative su quel tipo di manovra. Noi avevamo detto lasciamo fuori le domeniche perché se mettiamo le festività il governo ce la lascia passare. Questo si era detto, perché se no l'atto di coraggio l'avremmo dovuto fare tutto e quindi prevedere quantomeno di andare a regolamentare anche le chiusure domenicali. Invece ci è stato detto no, perché guardate che se lasciamo solo le 10 giornate festive, il governo, avendo il Parlamento già approvato una legge simile alla Camera, ovviamente potrebbe lasciarcela passare. Non ce l'ha lasciata passare perché, come ho ricordato stamattina, la materia poi è totalmente di potestà statale. Noi lo sapevamo benissimo perché probabilmente la consigliera Zilli non era ancora consigliere regionale, io questo non me lo ricordo se lo era già o meno, ma credo di no. Noi avevamo già nel 2013 fatto, credo, il primo voto alle Camere di tutta la regione Friuli-Venezia Giulia, dove davamo proprio mandato e disposizioni al Parlamento e al Governo di intervenire sulla legge. Perché se avessimo avuto potestà legislativa facevamo una proposta di legge come quella che abbiamo presentato 2 mesi fa sulle aree e sugli esercizi commerciali, e la facevamo anche sulle chiusure domenicali, ma non avendola non potevamo presentare una proposta di legge in tal senso. E quindi non l'abbiamo fatto. Ma vedo che comunque ci sono delle resistenze a capire che la norma non ha nulla a che fare con l'Europa. Io ancora nel 2016, dopo 10 anni di direttiva Bolkestein, sento dire che per intervenire sugli orari bisogna andare a bussare a Bruxelles. È una cosa che sinceramente non arrivo a capire come sia possibile che questo possa accadere. L'ho detto e lo ripeto, lo rileggo, questa non è l'interpretazione, non è la mia relazione al disegno di legge 161, è una sentenza della Corte Costituzionale numero 239 emessa meno di 10 giorni fa, depositata, dove la Corte ricorda, l'ho detto stamattina ma repetita iuvant come sempre, che la totale liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali non costituisce una soluzione imposta dalla Costituzione, sicché lo Stato potrà rivederla in tutto o in parte, temperarla o mitigarla. Lo Stato. E quindi non c'entra niente l'Europa. E volendo parlare di referendum, allora arriviamo anche a questo, a me non interessa capire se con un sì o con un no ci saranno o non ci saranno competenze legislative da una parte o dall'altra. Mi interessa un'altra cosa. Mi interessa che c'è qualcuno che sostiene che votando sì aumenterà la partecipazione dei cittadini. Ebbene, proprio a tal riguardo è bene ricordare che la legge che è stata approvata alla Camera sarebbe una legge di iniziativa popolare, cosa che la nuova riforma costituzionale va in qualche modo a normare dicendo che tutte le nuove leggi di iniziativa popolare saranno obbligatoriamente discusse in Parlamento, cosa che finora, a detta del Comitato del Sì, non avverrebbe praticamente mai. Ma la colpa di chi è?
Se le leggi di iniziativa popolare non vengono discusse e non vengono approvate, la colpa di chi è? È della Costituzione o dei nostri parlamentari? Perché se è vero che dal 2011 tutti quanti a parole hanno voluto modificare la legge, è anche vero che dal 2011 c'è praticamente solo un partito che è sempre stato al governo di questa nazione, è il Partito Democratico, che se volesse approvare questa legge avrebbe tranquillamente l'appoggio della Lega Nord, del Movimento 5 Stelle, di tutti i partiti di sinistra. Questa legge potrebbe essere approvata domani mattina. È ferma in Senato da 2 anni. Domani mattina. Allora, se questo non succede, non è colpa della Costituzione, è colpa del fatto che la Costituzione andrebbe rispettata, come si dice, attuata e non rottamata. Grazie.